grazie Nanni. Ma dica scusa, si faccia fatta rimanere un poco fuori la porta, ma stavo dentro alla cucina e non ho sentito. Oh, non ti preoccupare, non fa niente. Ma perché il cameriere se ne chiude? Sì signore, Don Felice l'ha mandato via e sta miserendo a casa, non l'ha zarone può fare servitore. Ma qua servitore? Chi ne è diventato padrone casa, si può dire? Può fare un servizio, ci vuole l'eccellenza. E tanto che Don Felice ha pregato a me e veniva a fare qualche servizio la mattina. Senti, ma tu sei figlio di guardaposto? Sì signore. E Don Felice tarda assai a venire? Io che lo posso dire? Quello non me lo dice mai quando si ritira. Ah, aspettate un momento, mo domandiamo a Turillo. Può essere che esso ci ha detto qualche cosa. E chi è su Turillo? O cameriere uno che vi ho detto. Aspettate. Turillo! Che c'è? Vieni un momento a casa. Perché? Che passate? Ci stanno certi amici del padrone che stanno a domandare una cosa. Oh, ma posso muovere, mi sto pigliando un caffè. Oggi Mi piace la franchezza. Mi piace la Vieni a franchezza. stare un po' del coscio, fa E presto. come tu e cosce, capito? Tagliamo in faccia sta tazza, ci mi disturba la volta. Nanni, lascia stare, chi la volta a te, poi a me. Ma scusate, ma che aspetta se Don Felice a cacciarla a casa? Signoria, la verità, purista la ritta perché sei scocciato e non sopportato. Si capisce, quello è proprio un lazzarone. Ma se sa, perché non volete non monnazzare? Monnezzara. Non monnazzare, ma perché non lo sapete? No. Quello 6 mesi fa, mentre Don Felice si ritirava a casa, a Indovicolo, a scelta una volta mobile, io stavo manando sotto. Ma fui proprio per un momento per uno scamazzaio. E Don Felice lui ce l'ha con terra come una palla. Allora, Turillo Monnazzara, che si trovava vicino a Fortuna, se menava, l'afferrai per un bene, io saglietto un po' come marciapiede. E poi capirete che fu così, per riconoscenza Don Felice se l'ha pigliata in da casa. Ci capite, e chi l'ha approfittato di questo si è pigliato Rino con tutta la mano. Proprio, signorina, proprio, avete ragione. Che volete fare? E comunque, abbiamo passato qua. Vieni da pigliare sta tazza. Aspettate un momento. Caffè. Ma perché tu sei giunga, sei paralitica? Non ti dico che tagliamo in faccia, capito? È sciutonato padrone, ma voi venite a casa Vieni fa? qua, ti ordini di comandare. Permettete, scusate, venite a casa Cerca fa? ad essere proprio un bello tipo di ste. A cose pazze, con te, capito? Mamma mia. Non c'è che poi che non fai che spaccarà, vedi? Ma voi venite Ah, a zuzzosa. Scusate, abbiate pazienza. Quella è una mazzara, Quella non si, va. vedete che modici gabbati che tiene. Avevate bisogno di me voi? No? Che la si legava sempre a fare con Turilli la volta. Non sa che dopo che è successo quello che è successo si è cambiato un po' la situazione. Sì, ce l'hai. L'ha detto, Sì, io sì. sapete ho fatto, no? Che deve parlare di tutti i giornali di quell'impresa favolosa che feci io. E chi ho felice che è morto, chi l'ha scelta in Indovicolo quando una macchina lo sta proprio capugliando, lo scamazzai per terra lungo. Tu! Allora io i 6 mesi, le mesi e lo salvieti. E per conoscenze mi ha tenuto qua, poi mi magari vestiti suoi. Faccio capo lavoro con cose soldi e faccio comodo di ogni tanto. Sì. E quello non ha capito l'importanza del l'importanza. gesto che voi avete fatto per Don Felice. E voi volete parlare con Eglia? Proprio coniglia. Perché siete amici. Certo che siamo amici. E E tarda assai non Felice a venire. Non so che lei esce, non sa quando trase, quando esce, non lo so. Mimì, Si gli può dare avrò senso, bene. si può dare. Chi le sta facendo allo stomaco, come sta picco? Sì, sentite, lui non potremmo mettere più tempo. Facciamo una cosa, non vedo non Felice, lui ci decide un Felice e vedete che l'amico fosse e fratta maggiore, do Mimì Cardillo. Sono mia, ci decide che ai passi più tardi perché c'è una cosa importantissima. Va bene? Allora noi ci vediamo, Come avete capito a male? Mimì Cardillo, do Mimì Cardillo. Arrivederci. Arrivederci. Mamma
Vedete, loro non si sa, ex notari, ex segretari dell'agenzia delle entrate. Tutte. Infortuni, assicurazioni, ricerca nell'interesse delle famiglie. Ti dà già cercato di sciupare, serve qualche cosa? Sì, ma tu vieni il tuo padrone, ti dici quello che ti ho detto. Che tu credi che sei la parola, che lascia che venga a me poco vai. Vabbè, ho capito. Ti do un bigliettino. Un bigliettino si trova qua. Ma io tutti che la ditta sta scritta, E non dimenticare di taglielo. No, non mi dimentico. Ma perché? Ma tu non lo sai, a chi si dice? Andiamo che ti dove Ma non c'è meglio, te ne vado a partire. Sì, che sta per il conto, hai capito? per partire. C'è una cassella a mare, a cui si sale, a più la propria d'aria fresca. E del suo matrimonio non se ne fa più niente. Lo suo? Il matrimonio? O matrimonio lì? Il matrimonio suo con il figlio del professore Politi. Capito? Oh, niente a me. Senti a me non mi ha detto niente. Guarda. Ah, picciò che il bozzillo viene sempre qua. Faccia pure, avevo capito una cosa. Guarda. Secondo me... Se sposa e me ne caccia. Si vai, cavaliere Teodoro Pozzetto, ex ufficiale. E come faccio? Non so fare niente. Ma non ti preoccupare, tu vieni da me, ti porti 5 lì e torno in posto. E chi si chiama mi trovato una volta, come faccio? Niente di me. E questo faccio, queste opere la mia, tu non ti preoccupare, tu l'importante è che vedo. Porti 5 lì. Io ma si può via, ma non siamo mai, speriamo che non Davide si guarda, se no veramente sto guaiato Ma proprio. non ti preoccupare, la verità si trova da vostri, pure migliori di questo qua, e senza lavorare troppo. Sì, sì. ma è che si chiama difficile. Non ti preoccupare, tu stai mano all'altra, te lo vedo io per prima che non c'è. Allora che a faticare non si fatica assai. Non ti preoccupare, ecco qua, non ti preoccupare che lo vedo io. Ma poi, Se mi dispiace non hai qua. vabbè, lo Io dici a me. ti do una cosa importante, almeno un po' si dice per te. Non la posso dire a te, perché sai, se non posso dire per te. Io non voglio sapere, No, ci vediamo più tardi, va bene? Andiamo. E che se ci mandavano? Mannaggia. Chi le picciò me ne sempre qua perché mi fa scusare figli, mannaggia. Poi chissà chi, guarda che gli è. Io sapevo che era Bonzino, se io sapevo la Se ne peste, capito? Se lo scostumato, lo schiaranzato, ma non ti pensi di avere a che fare, guarda un po' che scostumato. Ma che modi sono questi? È incredibile. ci pazienza Sì. Ah, non saluta, non sono mai Invece non porti come voto del cervello, devi badare a quello che fai. non sto facendo proprio niente, Ma pure sempre con questa pipa in bocca che è più puzzolente di te. Vedi un po', capito? va bene, E poi più rispetto per mia sorella, capito? Perché quella signorina è mia sorella, è sua figlia. Rispetto. signorina. E si capisce. Sono signorina, sono zitella, sì perché qualcosa? No, scusate signorina, abbiate pazienza. Ero scranzato. Se sei lo zotico, ma smettila, no! Fammi a chiamare a Don Felice, vai, che sta? No, c'è sta, non felice, ci sta. E come sta? Come sta? Chi è? Non felice? Non felice. E come sta? Sta. Ma non si sente bene? Ma faccio detto proprio bene, proprio non stavo, cioè tu questa vita è giovinotta, la vita che fa non è che sta proprio buona. Ma perché, scusate, ma che vita fa quello? Io non stavo in tuo quartiere, guarda che pazziate, chi lo ferma? Ma che ferma, la vita è rotta, è giusto, fumo, beve, quindi non è che sta proprio buona. Sofia, me lo stai sentendo? E vuoi che dia mia figlia, il mio gioiello, a un tipo come Don Felice? Ma Ma che- mai! Ma che stai dicendo? Stai sognando? Ma quando mai? Quello è stato fino adesso in collegio, fino all'età di 20 anni, è uscito da là dentro una signorina, educato, timido, scornoso. Dite che piuttosto lo volete calunniare. Quando mai è stato bevitore e giocatore? Sofia, ma tu che ne sai se sono appena 2 mesi che lo conosciamo? Mi sei informata? Sei Mi sono informata? informata bene. Uè, vattene fuori, se ti vogliamo ti chiamiamo. Vai. Lasciaci parlare in faccia. Andiamo, si lo volete, Vai. andiamo, Fidanzato. se la creduto fatta. Sofia, io ti ringrazio per la scelta, ti ringrazio veramente per la scelta. Non bastava le informazioni che avevamo sul conto di Don Felice, mancava pure le cose che ti hanno detto questo zoticone, Perché che hai saputo? Vorrei sapere cosa hai saputo. Ma come? Abbiamo saputo che quello non tiene né mamma,
né padre. E su questo ho detto non fa niente, non fa niente. Ma mo dopo che quello che ha detto questo zoticone vuoi che dia mia figlia a un libertino, a uno stravagante, a un discolo come Don Felice? Ma mai, mai! Dicono, libertina e stravagante sarai tu, perché da quando è morta tua moglie ti sei dato alla pazza gioia, corri appresso alle donne e hai completamente abbandonato la professione. Ma che stai dicendo? Sapete che stai dicendo? Io faccio studio dalla mattina alla sera, e poi senti, io sono vedovo, non devo dare conto a nessuno, neanche a te che sei mia sorella, capito? A nessuno. Ma non devi dimenticare che tieni una figlia e che state per sposarsi con la perla dei giovani. Ma io parlo con te che tu non ti sei mai curato di Marietta quando era piccola, figuriamoci adesso che è grande. Che c'entra? Cioè tu hai voluto fare tutto tu, ci pensavi tu, ma lo vuoi da me, lui. Certo, perché tu non hai mai fatto il dovere né di padre né di fratello poi non ne parliamo proprio. Io non sono mai esistita per te, e invece bisognava starmi vicino, accanto, sorvegliarmi, soprattutto d'inverno, contro l'elettricità. L'elettricità? Sofì, ma che ci azzecca l'elettricità? E c'entra, tu lo sai, che quando vengono quei temporali d'inverno, ma viene una smania, un'agitazione, tremo tutta quanta, non capisco più niente, mi sento svenire. Questi nervi non sempre un casino. Non sono più padrona di me stessa. Sì. Tremo tutta quanta. Ho dato più di 1000 cure per questi nervi, ma niente, non sono state efficaci, non so cosa fare, che ti devo dire? La miglior cura sarebbe stata quella di starmi vicino e di non lasciarmi mai sola, come quella notte fatale. La notte fatale? E che è sta notte fatale? Che vuoi sapere? Parla, no, racconta. Che vuoi sapere? Ma racconta, sto qua per ascoltare, no? Sì. Ti ricordi quando 3 mesi dopo la morte di tua moglie andasti a quel congresso medico a Roma e portasti pure a me? Sofì, ma stai parlando di 25 anni fa? Precisamente il 17 marzo 1895, una data che non scorderò più. Aspetta, prendemmo 2 camere all'albergo Cavour, quello che sta a Roma, vicino a Piazza Sant'Eustachio. Sì, ricordo, come no. E che temporale che ci fu quella notte, oh, che pioggia, come no, ricordo. Il si scatenaio patapatellacqua, lampo, tuono, fulmine, saetto, un vero cataclisma. E che puoi dormire? Io stavo nella mia stanza e tremavo dentro al letto come un'anguilla. Uscii fuori al corridoio per venire nella tua stanza, ma tu nella tua stanza non c'eri. Ah no? No. E dove stavo? E chi lo sa dove stavi? All'improvviso si spensero tutte le luci, venne un tuono così forte, ma così forte, mamma mia bella, tremai tutte le lastre e tremai tutto pavimento a terra. Udone Marz. Precisamente, Udone Marz. E io spaventata aprii la prima porta che mi trovai davanti e caddi svenuta sopra il letto, tra le braccia di un uomo, il quale si svegliò Che cosa? te lo puoi immaginare, Oh, no? disgraziato. E poi che successe? E niente, quello mi teneva stretta e chi me la dava la forza di difendermi. La mattina dopo poi, quando mi svegliai, mi ritrovai sola in quel letto, in quella stanza, indifesa, e dopo qualche mese mi accorsi. Dopo qualche mese Mi accorsi di essere ti accorgesti di essere madre. di essere madre? Sì, di essere madre! E di lui che ne fu? Del tizio, sparito. Ma che bastardo. Ma dico io, il giorno dopo potevi chiedere chi era, cosa voleva, cosa faceva. E come, non lo domandai? Andai dall'albergatore e disse che era un commesso viaggiatore, che era di lì di passaggio e che quindi non si erano presi nemmeno il nome. E quindi da quella sera non hai saputo più niente? Niente. Poi qualche anno fa mi sono rivolta a un'agenzia di informazione, un certo Teodoro Morzetta,
al quale gli ho dato tutte le informazioni, gli ho offerto una grossa somma di denaro, però fino a mo' non mi ha fatto sapere ancora niente. Ma dillo proprio. Sofì, e della creatura, che ne fa? Della creatura, la dite di una balia in campagna dove è rimasto lì fino all'età di 8 anni. E so io quanto mi è costato, perché poi dopo l'ho dovuto chiudere in collegio e è rimasto là fino all'età di 20 anni. Ma mo che fa? Come campa? E niente, che deve fare? Non fa proprio niente, gli ho intestato metà del mio patrimonio. Oh, E poi, hai fatto non bene. potendolo abbracciare come figlio, ho pensato di farlo sposare e di dargli tua figlia Marietta come sposa. Don Felice è tuo figlio? Sì, è isso. O figlio tuo Marz. E grazie della scelta, grazie. Grazie, quindi Don Felice è quella che dovrà sposare il mio Sì, tua nipote. sì. E Grazie. poi, avendo perso ogni speranza di ritrovarti il padre, ho pensato di darlo a te come genero. Ma dico io, nel momento in cui non tenevi il padre, te ne trovavi un altro e buonanotte. Io mi sposo l'uomo tuo Marzo, non mi sposo più, io sono una donna onestissima, sa? Stai fresca. Grillo! Eccolo qua! Grillo! Mamma dico Grillo! il cuore, eccolo là quanto è bello! Grillo! Non va bene! Mamma mia! Caro papà, come Don state? Felice caro. Signorina Sofia! Buonasera, siamo venuti a farvi una visita. E avete fatto bene! Voi lo sapete che a me fa sempre piacere avervi qua, Il piacere è il nostro, lo sapete. Allora, Quando è bello, e quando è educato e quando è gentile, guardatelo. Scusate, non vi posso abbracciare. mi volete abbracciare? Fate pure, fate. Sì. Madonna, Sì. guarda qua che bella liscia che... No, che perché mi sono fatto da poco a barca, quello. Ma guarda, ma quella è liscia. Liscia. Ma accomodatevi, prego, accomodatevi, non sapete, prego. Grazie. Vi stavamo aspettando. Che si ci? Vi posso dare un bacio? Ah, già. Un solito bacio di tutte le mattine. Prego, con tutto il cuore. Ma perché non ci accomodiamo, Ci accomodiamo, Vabbè, accomodiamoci. Ci accomodiamo. Va bene. Qua. Che c'ha fugana? Vicino a me. Ah, vicino a voi. Sei una fugana. Eccoci qua. Vabbè, ma ci là. E ditemi, siete venuti da parecchio? No, che sarà stata una mezz'oretta. E vostra figlia, la simpatica Marietta, non è venuta? No, è rimasta a casa con la cameriera perché sta aspettando la sarta, avete capito? Si capito. E poi invece dove siete stato? E io sono stato prima da Bernarda Chiaia a pigliare un bustatiere che avevo fatto tingere. Poi passando per Largo Carolina sono salito al circolo dei soci dove sono pure io socio. E là ho salutato un po' con gli amici, sì, perché stasera alle 7 me ne parto, me ne vado a fare un paio di mesi a Castellammare sulla Quisisana e spero che voi assieme a zia Sofia e Marietta mi darete l'onore di venire a passare una quindicina di giorni con me sopra la Quisisana. Non per sapere, l'onore è il nostro, ma in questo periodo ho i lavori in casa, siamo un po' indaffarati. Appena finiranno sicuramente vi raggiungeremo. Allora restiamo così, io vi aspetto là. Certo, subito veniamo. Veniamo dopo. Sofia! Sì. Amelì, voi quando vi sposate dovete venire a vivere con noi. Io già vi ho fatto preparare una stanza vicina alla mia perché dobbiamo stare vicini. Va bene. Però solo voi, Quell'azzarone del vostro papà non lo voglio in casa mia, perché non scostumato schiranzato, non scostumato. Poi, ma perché va? Perché ci ha accolto in una maniera così assurda, senza salutare, senza dire niente, sputando sempre con quella pipa, mamma mia, una cosa incredibile. Don Pelino, e poi come si è permesso di sfrugolare a mia sorella? Voi che? Sì. La sfrogoliata. La sfrogoliata. Ha messo in dubbio che io ero signorina. Appunto. Guardate. Voi non l'avete azzeccato non stiamo. Mi dovete credere, ci è mancato poco, veramente ci è mancato poco. Ah, sì, basta, pure io mi sono scocciata. E dopo fatte questo, vi assicuro che lo licenzio subito, immediatamente. Allora noi ora ce ne andiamo, noi dobbiamo andare perché è tardi. Allora, dai. Come passa una volta, vai.
fate proprio appena veniate lo sbatto fuori. Vale bene. Sofì, va però bene. dobbiamo andare perché è fatto tardi. E vi posso dare un altro bacio? Che poteva mancare? Prego. Signorina, ma che voi piangete? Per la gioia, per la La gioia. gioia? Sì, per la gioia. Sono così contenta di aver trovato un buon marito per mia nipote. Che questa gioia stessa mi fa piangere. Ma non vi preoccupate. Benedetto figlio mio, Benedetto, 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 16 volte Benedetto. Benedetto XVI. Sofì, mo ce dobbiamo andare perché si è fatto tardi. Prego, allora tante belle cose. Arrivederci. Allora arrivederci. Arrivederci. Statevi bene, Arrivederci. Turillo. Torillo! Torillo! Ma chiamato? Mi avete chiamato? Turillo, andate in camera vostra. Sì? Fatevi la mappatella di quei 4 stracci che avete più fetosi e puzzolenti di voi e diate bene. Non ci capite tanto buona. Che devo fare? Fatevi la mappatella di quei 4 stracci che avete più fetosi e puzzolenti di voi e diate bene. Sì, signore. Avevo capito buono. Avevate capito bene, perché io vi ricaccio, va bene? Personalmente ti licenzio. A me? Sì, Ah, licenzi, ma come? Perché non fai più con me, tu Dopo tutte come le si cose dice, che fa. come si dice, Dio dà una libera di pazienza stancata. Dopo tutte quelle che hai Sì, fatto con è la voi. pazienza mia, tu con te, Sì, si ma è mi scamuzzata. Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. E che stai conoscenza? Sta una caccia. Ma io sapevo, cioè io me lo immaginavo, perché mi dicevano sempre, le putte sono male incavate, capito? Il là mi aveva schiattato in te, e già mi aveva trovato il vostro, perché l'aveva capito, ma non fa niente. O signore sapeva pure quando è signore a così, va bene? Io me ne vado, ma che non ci vengo più, ricordatevi questo. Io sagaggio il mondo zari, capuzza e tutte cose, ma sono più signore voi. Vestivo per te che scapazza là, E basta con sta storia, te la vai o no? Sì, signore, ma qua non mi venite più, Dai. E dire fan presto. Dire fan presto, sa? Pensici buono, Dire fan presto. pensateci bene. Con te ma? Pensici buono, Allah non mi rompo un scostumato. E quando è seccantissa è sta vita che mi ha salvata. La mia morta. Eccomi signorina, chi è? Ma che mi ha salvata? Io sotto una macchina stai rientri. Signorina, è Don Mimì Cardilla. Ah. È venuto pure prima, ma voi non giustificate. E fallo entrare. Prego, accomodatevi. Grazie. Caro Felice. Qui, a bellezza mini. Felice, ti presento Giulietta Spina, la mia fidanzata. Brava. Fortunatissima. Giulietta, questo è Felice, quel mio amico di cui ti ho sempre parlato tanto. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Brava Mimì, io capito. E dunque ti sei fidanzato, Mimì? Eh sì, Felice, l'ho incontrata 5 mesi fa giù alla Speranzella e ne sono rimasto immediatamente colpito. E non poteva essere che così, Mimì? È proprio una bella ragazza. Ah, ma no, quelli sono belli gli occhi vostri. Io a dire la verità, Felice, quando l'ho vista così eccentrica, l'avevo presa per una ragazza un po' equivoca, capisci? Ma fortunatamente si accorse subito lo sbaglio che faceva. Sì, perché lei mi disse che doveva andare per forza vestita così, per la clientela nobile che tiene e per le case ricche che frequenta. Certo. Caro signore, l'arte nostra è così. Se non sapete trattare, se non vi sapete presentare, non se ne ricava niente. Giustissimo, verissimo. Ma perché che arte fa? Vedi, quella è salta d'alta moda, mica... Brava. E quando vi sposate? Ma ti pare, Felice, fosse per me anche domani, soltanto che mio zio Alfonso e anche il mio tutore non mi vorrò consenso. Sì, Mimì, questo lo so. Infatti mi ha mandato la lettera, dice che mi deve cercare un gran favore nel tuo interesse. E infatti l'ha già saputo, perciò sono venuto qua, perché sai pure che la caisse te lo riceve. Ma scusi Mimì, ma perché non vuole acconsentire al matrimonio? Perché? Perché ha saputo
che non tengo padre. Sì. Questo è vero. Feli, è figlia naturale. La mamma, non da te, e ho fatto manco te. Stanno muoiando, visto? Ma che c'è di male in questo, Feli? E dillo che pure tu non tieni. Che pure tu conosci a tanta gente che non tiene mio padre e manca mamma. Ma questa è un'ingiustizia. No, quello ha detto zio Alfonso, vedi, che se me la sposa mi disereda. È un peccato. Feli, l'unico che mi può aiutare sei tu. Io? E come faccio, Mimì? E tu anche un po' che zio Alfonso viene a venire, poco bene. Le ha parlato e ci cercherò di convincerla a mi far sposare Giulietta. Va bene, Mimì, te lo faccio questo piacere. Prima perché oggi visto che vi volete bene, che questa è un'ingiustizia, e poi perché ho notato che si tratta di un amore vero, di puro affetto. Feli, ti ringrazio, veramente grazie tanto. Mimì. Giulietta, facciamo una cosa. Siccome non mi voglio fare tu a casa Alfonso, no che essa bene. Felice ci parla, chi lo può avere? Subito ce lo consensi, in mano e ci vediamo stasera. Ma io pure me ne devo andare, devo andare dalla marchesa Fiore, quella mi stava già aspettando. E quello veramente mi ha detto che vieni a luna precisa, vediamo. Ci mancano un quarto d'ora, 10 minuti. Il zio Alfonso è preciso. Allora fate una cosa, andate, io aspetto qua e ti aspetto. Io scendo un attimo, vado qua giù, vado a trovare un cameriere per stasera, Bene, allora Giulietta, noi ci vediamo stasera, ti passa a casa tua e mi fai sapere tutte cose, va bene? Ciao Giulietta! Ci vediamo A stasera! Vedi, c'è Paolo sto, andiamo giù, andiamo. Ciao Giulietta! Ciao, andiamo. Avevo detto che figura ridicola, però sta buona a denaro e a molto ti resto tutto cosa essa. Ehi, se me l'arriva scusa faccio una fortuna. Poi, e che facete così combinata? L'ho fatto voi! L'ho fatto voi! Chi l'ha domandato lì? Mamma mia, che grazia. Ho felice che sto. È asciutto, mamma torna. Madonna, non mi dici. Ha fatto questo poco a me, come che l'altro mi chiama la testa e mi ha avanzato il tempo. Come non è stato felice? È asciutta la Giulietta. Non saccio come non l'avete incontrato. In questo momento Gente pensa, io non sto cavando, sto facendo qui, sono cavaliato, non è mirate. Amicizia! Ma prima voi state scavalzate tutti la macchina, scavalzate! Non devi stare qua, che io devo stare, che io vado a stare con 5 lire, e per quanto posso? 5 lire, ma vado a non posso, però perché? Quale proprio? Non è completamente anticipato. Aspetta, asciutta da puzzetta che sono tutto pagato. Vai. Mio Milano, venni sulla vostra agenzia a chiedere informazioni a un innamorato di un paio d'anni fa. Guardate un po'. Quando aveva l'agenzia lui. Oh, è vero! Ninetta qui così! Sì, Ninetta di una volta. Adesso mi chiamo Madama Giulietta Spina. Tengo una sartoria e servo le migliori famiglie napoletane. Mi avete lasciato il caffè champagne? Sì, l'ho lasciato. Però adesso mi sposo pure. Mi fa piacere, quel giovane che andavate cercando a Milano. No, quando mai quello non mascalzone. Questo è un bravo giovane, è ricchissimo. Però sì, non può consentire. Come mai? Perché ha saputo che non tengo padre. Morto? Veramente non saccio, Spina era cognome mamma, non l'ha già mai conosciuta a papà. E mamma? E mamma l'hanno contato che ha detto quando devono mettere, che ce la fa? Dunque, solo perché voi non conoscete vostro padre, vi si nega il consenso. Che vergogna. Ma scusa, ma voi ci tenete proprio tanta questa stuccione? E come, quello sarebbe una fortuna, quello è ricco, è ricchissimo. E il cavaliere sta qua. Voi mi date 100 e io vi do 100 lire un padre, la cavaliere non pazziate. Signora, voi state scherzando? Io faccio sul 100 lì e io vi do il pa. Voi siete disposti a dare contamento qualcosa? 100 lire al mese? 100 lire, sì, sarà. Benissimo, e allora non mi preoccupate. Per questo me lo vedo. E vediamo se trovo Non le vi fa. preoccupate, questa è l'indirizzo, stasera vi No, io ve la faccio. sì, stasera alle 5 venite e io vi risolvo tutto. Aspetta un attimo. Sentimi un poco, ma tu chi non fa la fritta? Io proprio gelato. Capace di fare la finzione, una cosa fatta apposta.
ma dai qualcosa di soldi, tutto per qualcosa di soldi, tutto faccio tutto, sì. Sicuro. Guarda, non da qualcuno me lo vedo io. Una cosa bella si dice che non devi neanche lavorare. E che ti può sfruttare pure 100.000 al mese. Wow, e che dove ci fa? Ti vedevo quella signora. Ah, c'è quella signora là, a cappare il coso, un camerino. Un padre? Sì. Un padre? Non guardo. Signorina, Dite? secondo me io c'è risolto. Ma tu sei un prezzo a Certamente. ditemi. Che cosa? Ma che ho conduzzare? Ma voi state pazzando? Come conduzzare? Chi ne facevo conduzzare? Aspettate un attimo. Tu facevi un conduzzare. Perché caporale lo spazzamento. Perché la cosa... Quella è una cosa dolorosa, di responsabilità, io ne lascio a mano. Qui lo facevi in conduzzare, per travestirsi è un movimento politico, non vi preoccupate. Ma poi non mi potete non lavare. Però mi pare troppo l'ansia, andiamo I vestiti per bene, non vi preoccupate, signorina, non vi preoccupate. Certo, lì. E va bene, me le trovo per combinazione perché è una fattura che ho incassato stamattina, scusate. Grazie. Sicuro, ve lo ripulite Ma non vi preoccupate, me lo vedo io. Allora. 20 lì. Come? Mi ha detto 5 lì. 5 libri, un po' sta così, un po' lavato questi capelli, ma ci avevo senza foglietto da fumare. Vedi. Mannaggia Maria, che fa? È che se va a tocchi questi te, state lì. Grazie. Allora, signorina, vi presento la signorina Giulietta Spina. Come ti chiamo tu? Io? Domino Scarò. Il signor Salvatore Scarola. Domino Però Scarò. scusate, tipo come mai si chiama Giulietta Scarola? Ma chi devo chiamare? Che già fa? Salvatore Broccoletti. Salvatore Friaiello. Salvatore Camulotti. Stai zitto! Voi vi interessa? Voi vi sposate? Ma vi sposate? Vedete il cognome vostro, ma non vi interessa come si chiama? Ma non si può. Allora, l'altra cosa importante. Chi deve un partito mondiale? Che ne dite? Il marchese Salvatore Scarola. Quasi pure marchese. Vedete? Oh, io saccio qua. Si è risolto subito. Ma ve lo ricordo, Ma non mi preoccupare. Sai già fatto? Io devo scappare. Ne vedevo calare un genere. io che me ne devo Allora, già fatto, scusate, ma c'è la vita lì. Non mi preoccupate, non se lo vedo. Ci vediamo stasera. Ma c'è la Vedi a casa Ma mia, dove? strada Speranzella 22. Dale, Speranzella nella casa nostra. A casa mia, va bene, strada Ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi, arrivederci. Che poi la vuoi concedere? Quasi quasi avevo posto, forse tuo padre, lo potevi fare parlare da cose, ci hanno capito mannaggia. Così movetti che ho un po' di ciao, lasciami che mi faccio. Io voi sta venendo, io come un pistola. Prego, accomodatevi, prego. Grazie. Dunque voi siete amico di mio nipote? Amico stretto, lui mi ha sempre parlato di voi quando stavate in America. Ah, pure voi mi parla sempre di voi. Dice che mi conoscete da parecchio tempo e che mi volete veramente bene. Lo sa che bene. Io mi sono ricordato di questo. E allora ho deciso di venire a parlare con voi. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Prego. Per vedere se almeno voi, come Sì. amico stretto, Sì. riuscite a fargli togliere dalla testa un certo amoretto per la femmina che può fare la sua eterna infelicità. Se se lo sposa. Allora, sentite, caro signor Broccoli, Alfonso Broccoli. Caro Broccoli, io sapevo qualcosa di questo amoretto, sapevo pure che voi non volevate dare il consenso. Perdonatemi se vi dico questo, a verità, io non trovo giusta la vostra opposizione. Mi viene già vai dietro perché lui siete così, è un autore, potete fare quello che volete voi. Però vi dico una cosa, caro Don Alfonso, io prendo a cuore le parti di quella povera ragazza, perché anche io, caro Don Alfonso, sono figlio del caso e del mistero. Voi che dite? È vostro padre, la vostra madre. Mai conosciuti, mai. Appena nato fui portato da una balia in campagna che poi mi fece battezzare col cognome della madre. A 8 anni fui portato in collegio e là sono stati 1500 anni. Devo dire la verità, per mano di un notaio, quando sono cresciuto in collegio, mi è stato consegnato un vitalizio abbastanza rilevante, questo la chiarisce. Ma di mamma e di papà non ho mai saputo niente. Avete capito?
Mo dovete comprendere perché io prendo a cuore le parti di quella povera ragazza, perché senza padre come me forse non ci siamo d'accordo. E io non è per questo motivo che io non voglio dare il consenso a me. Ah, no? No. Vedete, in questa busta c'è tutto quello che serve per venire a conoscere il passato di questa signora, di questa vita. Sono lettere, ritratti, cartoline che io già simulate da poco per parte. Ma non hanno portato direttamente a me perché a chi scusumati non voglio più vedere, non voglio più sentire, non voglio più avere che fare questo. Poi datecela guardare. E vedete se io potete fare una ricordia e se potete fare capire che specie di femmina è la signorina Giulietta Spina, anzi, per meglio dire, Ninetta Cri-Cri. Ninetta Cri-Cri. Immagino che sia il nome di un battaglia. L'anima no. Ha già capito, tu, ha già capito. Va pure, donna fuori. Ecco. Vedo se ci posso parlare io, Se voi siete veramente amico, se veramente gli volete bene, non vi preoccupate. cercate di distoglierlo e di fargli capire che guai che sta facendo. Non vi preoccupate, ci parlo io, e vediamo di fargli distogliere a sta Adesso io però femmina. devo pensare un pochino ai miei affari, alle mie cose, perché sono 5 giorni che io sto in Alcanta a Napoli, facendo notizie, informazioni, e poi capite, insomma, la cosa diventa seria. Ha già capito. Mi è sembrato di sentire un pochino la morte che si dice. Amica! Non mi sbagliare, non mi sbagliare. Don Felice, sono venuti quei signori poco fa. E Faccio trasino. Qui, Sono felice. Buongiorno, devo tornare non sapete. Scusate, stavo Prego, ricordando un prego, Ci siamo dimenticati di dire che una mattina che stasera. ora, e vi presento la signorina Sofia Bozzillo. Lei, sì, la sorella del professor Saverio Bozzillo. Sì, il signor Alfonso Tropoli, commerciante di una fabbrica tessili in America. Sì, Voi mi perdonerete se io vi lascio appena siete arrivati, ma io devo scappare alla stazione e cercare di prendere il treno del futuro. Prego, poi non vedete. Gli sto manando. non mi preoccupate, Conto su di voi. ci parlo io. Signora? Sì, ci parlo io. Mi raccomando. Prego. Allora, signorina, che è successo? Te l'ho detto. Volevo sapere a chi la mattina di stasera. Ma non la Noi vogliamo venire a salutare. Vabbè, allora parto alle 7. Allora si che alle 6:30 staremo sulla stazione. Venite. Sì, perché sempre, tanto qua da nessuno. Vabbè, ma io volevo avere l'onore di offrirvi qualche cosa, non so, non lo so. Abbiamo già fatto colazione. Allora un poco di caffè per piacere, Una tazzina di caffè ce la prendiamo. Va bene, allora venite da questa parte, ci beviamo un poco di caffè. Prendiamo il caffè. Devo che suppone su, e io punnezza. Lo devo fatto io. Oh, ma sempre qua, si capace di cacciare un fidaticcio. Oh, Vale, vengo subito. Nannina! E deve venire io giacca. Signor principe, eccellenza illustrissima, volete un paio di cuscini per la testa? Così state più comodi? no, grazie, sto proprio comodo, ci sto comodo. Sono bello, qualcosa si stupendo. Vada bene che come c'è poco da scherzare, capito? Su dallo! Come? Tu vicino a me? Susa dall'opera, tu vicino a me. Tu che non me lavoro tu a me, visto me lo tu a me, tu hai capito su te va bene? Ma io da qua non mi socio, caro No, Felice. tu ti sosi! No, io non mi socio. Tu ti sosi! Non mi socio. Ah sì? E allora faccio sotto la botte calcio! Ma sì, a me, non a te me, ne a te, mettere, non te ne mettere, non te ne che sto stimato con me? Non hai capito chi sono? Che sto stimato con me? Tremma per maledizione mia! Io ne sono parte! Parte! Tuo! Puglia sì che papà mio! Papà! So papà tuoi! E a te l'occhio! E basta da stipare!
figlietto, ma come faccio a scrivere a Don Saverio e alla famiglia che a Turillo un zarme e patapè? Quello me lo dissero così chiaramente che non lo volevano vedere più a chi tu un zari, che figura ci faccio? Che fa? Cicillo! Cicillo! Come state? Dici, vado per favore, chiamatemi un momento a Turillo. A papà. Papà. Si sta asciugando mo', e che lo puoi dire sicuro? Stanotte va già aspettato fino ai 3. I 3? Tanto sei ritirato. È meno male che stiamo a Castellammare, figuriamoci se stavamo a Napoli. Ma poi non fa niente. Cicci, scusami, ma la giacca mi lo pigiamo, ma tu stai? Ah, Denise, sta pigliato questo. Se la pigliatissimo, se la pigliamo. Che m'hai pigliati? Ho sentito il nome mio, dominai il bando. Che m'hai pigliati? La giacca, papà, che stai? Sì, Sì, la giacca, un pigiama, papà, un pigiama. Questa la giacca si chiama pigiama. la cosa facendo. Vai, Cicci, vai. Dai, va, mamma mia. Papà, non vi sentite bene? Stamattina divento un poco distratto. Io sto bene. Si saluta un po'. Il saluto. Buongiorno, papà, buongiorno. Stamattina non mi piace. Ma perché che è stata, papà? E non la passa mano a papà. Ma, un baciamano, sì. Scusatemi, papà. Benedetto, figlio mio, benedetto. Sì, Vai. E che tutt'altro, quelli che tutt'altro, sono stato da parete 3 ballerine, una più bodinata, mi sono puntuata, la verità. Quasi più da ballare, lo stavo, mi piace che mi giri e ballettoni, dai, ma che cosa te lo posso? Papà, scusate, io vi devo parlare assolutamente, papà, ma già parlato. Dai, in te che c'è? No, papà, mi avete parlare, voi mi dovete spiegare meglio il fatto. No, non è proprio come No, papà, voi mi dovete chiarire la situazione, voi a Napoli non mi avete detto quasi niente, scusate. No, papà, ma vi dà questo piacere a prima parlammo. Io mi devo decidere a dare la notizia ai parenti della sposa. Senza sapere quello che ho fatto, qui c'è di capistica. Vabbè, signore, parla, che cosa sappiamo? Partiamo da capo. Voi avete detto che vi siete finto Montezai per l'esempio in un palazzo mio, no? Sì, perché sta vicino. Come sta vicino? Vabbè, poi successe il fatto dell'incidente, voi eroicamente vi avete salvato. Lo facevo scamazzare sotto la macchina. Sì, signore. Sangue mio. Andiamo avanti. Sì. Io vi presi con me, voi ci veniste con piacere. Certo, ti poteva accudire, ti poteva allattare. Va bene, papà, va bene. Ti poteva stare in latte la mattina. Mi poteva andare in là. Sul potere. Sì. Voi mi avete detto pure che mia mamma era una gran signora. Ma signore, E che era sposata ad un uomo pure lui ricco, ma vecchio. Vecchio. Quindi voi stavate in casa sua come cameriere, e la signora si innamorò di voi. il bello giovinotto, la tiena. Mia mamma, aveste anche una relazione? Aveste una relazione? Ragazzi fatti? Sì, faceste uovo fatti, insomma. Zuccai via tua mamma. Ma sì, va su casa. E dopo un anno nacqui io. Nacqui tu. E poi? E poi, cazzo, e poi, o marito venette a scoprire tutto il fatto. Me ne cacciò, me ne cacciò. E a mamma? A sparare. A sparare? Come a sparare? A sparare, 7 colpi di puttana. 7 colpi di puttana, a sparare. A buttare nei pellegrini, perché te pellegrini, 7 uomini sparati, di Valenza. 7 uomini sparati. E io guardavo i pellegrini, lo mettevo vicino al capezzolo suo. E la zia mi diceva, aiutate, vicino a esse. E oggi rimane, tutti i uomini sparati, non potevo mai. Cioè, che si sparate 7 uomini? 7 volte sparate, ma alla fine finalmente, mentre siamo vicino a una pensola sua così, dicendo, Turino, guarda il nostro figlio, non l'abbandonare, no, ma quanto mai, non ti preoccupare. Senti, qua ci sta una lettera, vai dal notaio,
un taglio di disposizione che ti deve dare i soldi per farlo crescere, farlo crescere. Ma voi, ammannate. Tu però, ma lei sempre vicino a capezzole sue, a rincasarsi sempre discutare che Morò. Mamma morò. Ah, mamma ma almeno decidere come si chiama. No, che se mi riceve, se vicino a capezzole sue, non ci dice che vai alla famiglia, non ci dice. E io proprio per rispetto e che la salda febbre mamma non posso dire E tuo marito e mamma che ne è stata? non mi niente, è molto pulissimo, 8 giorni fa, e perciò da giù potuto dire lo fate perché per forza, perché chi lei non fa, e che vecchia era un po' pure, che non sapevo fate capaci di fare piezzi, che così io piezzi da facevo, la volta parlavo più perché la volta stop, che abbiamo sentito il blocco, Faccio capire, povera figlia. E qui mo naturalmente volete sta sempre con me. sono venuto apposta, sono tuo padre. Non sapete perché io poi vado a vivere a casa di Don Saverio. Gentisa, che già fai, bello poi. Ah, venite pure voi, venite. Signore, ora ci sta nonno, a me chi è il tuo nonno? No, come va a pregare, c'è pazienza. Ma chi è? Ma come parlando più? Chi è? Come va a pregare? Chi va? Ma chi è dell'Alberto d'Italia? Ma chi? Che io so. Ma perché conosci pure a mio padre? Che sta accanto? Fammi piacere, quindi la giacca alla dita. Ma che sta? A già sci, Ma perché? la cosa importante, non posso vincere, mannaggia, è un segreto. Cicci, va presso. Ma che sta? Benedetto, figlio mio. Queste va bene vicino tutto quanto, cavoli. Voi avete capito un po' il segreto della mia vita? Figli non so. Ma prima si possa scrivere la lettera, cavolo. Qui. E fallo trasina, chi è? Non mi mica dirla, fallo trasina, vieni, che te ne aspettate? Grazie. Quindi, caro Felice. Come stai? Felice, io come ho ricevuto la tua lettera sono venuto subito a casa. Bravo, sei solo tu, so. No, sono venuto con Giulietta e che la purezza venire a Castellammare a trovare una persona. Tanto che lei è andata e partito con diretta e io con il misto. Sai, non volevamo partire insieme ed era giusto così. E perché scusa? Felice, ma noi siamo persone conosciute e la gente vedendoci partire insieme come minimo pensavano che stavamo scappando. Le maligne ci stanno sempre, meglio evitare. E me l'hai fatto partire sulla S, mi dici? Sì, Felice, quando stai sta sola è più seria, è più dignitosa. La cala capandella è cammino e non dare il callisci. Ma sta all'albergo d'Italia, ancora ci devo andare. Sono venuto prima di te per sapere tu come mi dici. E poi Felice, ti devo dare una grande notizia. Qui, vedi, che notizia? Sai chi è quella persona che è venuta a trovare Giulietta a Castellammare? Che ne sai, chi è? Felice, dopo tanto tempo Giulietta ha trovato padre. Qui, guarda, puressa. Come puressa? Sì, perché a quando pare pure io sono trovato a papà. Oh, davvero, Felice, immagino la tua contentezza su questa cosa. Gente, quindi fammi sentire, chi è il padre di Giulietta? Una persona per bene. Caspita, per bene. È un marchese e non ti dico nient'altro. Io mi è un zare, ma chi da già ricevuto di giù. Va bene, quindi mo tu Oh, Felice, quando Giulietta mi ha detto che il padre è un marchese, non hai idea come sono rimasto contento. E ha detto, mo zio Alfonso, ce l'ha dato per forza un senso, vai. No, Mimì, no, caro Mimì, ti devo dare una brutta notizia, perché con tutto che tuo padre, tu a Giuliettina tua, manca da puoi sposare. Ma non mi posso scusare, oh padre marchese, non mi posso Non scusare. ti dico che non te puoi sposare, Mimì, siete me, tu fai nuoci di sposare che la civetta. Civetta, Felice, vada bene quando parli di Giulietta. Giulietta, stupido, ti fate pigliare in giro come una maluca, per piacere. Invece di Giulietta, chiamala Ninetta Cricri. Ninetta Cricri. Ninetta Cricri, così si faceva chiamare quando stava a fare la canzonettista a Milano. La canzonettista? La canzonettista, Giuliettina tua, Giuliettina ma che stai dicendo? Ma se stai sbagliando? Guarda qua, ci stanno tutte quelle famiglie, i
Giulietta tua con le No, bambine fuori. non può essere. No, No, Felice, non può essere che se non c'è. No, non può essere. Come sto a parlare qua? Giuliettina tu, quando sto a Oh mamma mia! Oh mamma mia! Guarda qua! Oh, tutte le cosce tutte cosce a no, non può essere, non può essere, non può essere che qui, vieni da come sta bello qua, vieni da qua, quando sta però Giuliettina! Oh! E che spalle! che spalle? Che serio! Ecco coscia! Ma a me non si è mai fatto un cavallo colorito! Guarda che stai aspettando! Aspetta, ti parlerò di primo piano, dimmi! Guarda qua, come sta di? No, Felice, proprio no, guarda! Dai, guarda che sta qua! No, Giulietta mia, non può essere con tutte le cosce fuori! Guarda piano! La vista leggere con lettera! Questo quando sta bello qua! Il buttone! Ma c'è un pezzo! Giulietta mia! Dovresti leggere qualche lettera, roba da far rabbrividire, mi vedi? Oh, queste sono cose che non si possono neanche leggere, non può essere, Giulietta mia! Scusami, devo dire una cosa. Ma una volta che non te l'hai scusata ancora, tu che ti pigli con la raffa? Ma io pure voi, anche la Giulietta mia, la pulpettella mia, la voglio ancora bene, con tutte le cose fuori, ma la voglio sempre bene. Chiaro, hai visto che lo poco, si stavo bene. Senti, tu puoi fare anche un'altra cosa, segui il consiglio mio, tu non te la sposare. La tieni con te, Mimì, falla diventare la tua amante, facci sempre l'amore, senza parlare di matrimonio. Quando poi si secca, la lascia, e buonanotte, Mimì. Va bene, tu appena la vedi, quando vai al terra, appena arrivi a fronte, la vedi. E tu poi? Volevo fare scemamme! E tu poi? Volevo fare scemamme! Sì! Sì! Bambe! Ma hai fatto palla corta! Hai fatto palla corta! Cara signorina Cri-Cri! Cara signorina Cri-Cri! Sì! Sì! Bambe! Ivo, mi sposava a te! Ivo, mi sposava a te! Sì! Sì! Bambe! Bellissimo Feli, guardi, mi hai dato veramente un ottimo consiglio che solo un amico come mamma sentire, Cosa che faccio? Io mi vado all'albergità, Eh. come arrivo là, alla porta, come me? Sì, ben bene. Capisci che scemo sto avendo? Ma così non può immaginare. Ma che dice sì, ben bene, che significa? E ci ha dice qualche cosa prima, no? Ivo, mi sposava a te. Ivo, mi sposava a te. Sì, ben bene. Vabbè, Feli, allora mi va. Alla porta, Ivo, mi sposava a te. Sì, Ben bene. Babbo Feli, grazie tante. Ciao, stai buono. Sì, ben bene. Ma io leggo i fatti Ah, ci sta il consiglio solo? No, con due signori. Fatelo entrare, presto, fatelo entrare. Grazie. Oh, non felice carissimo. Ah, non sapevo. Come state? Benissimo. Prego. Marietta mia, come stai? Iniziato, vai. Come state? Tutto bene? Ma perché non mi avete avvisato? Perché? Siccome i lavori nell'appartamento sono finiti prima del tempo, ti abbiamo voluto fare una sorpresa. Ti ha fatto piacere. Ci ha fatto tanto piacere. A me poi una settimana che non vi vedo. Mi spetta, penso un bacio. Non è Bacio, prego, accomodatevi. Signora! Siamo calmi, Sì. Allora noi andiamo dentro. Un attimo solo, Marietta, devo dire che
bella sorpresa che mi avete fatto, mi fa proprio piacere assai, quasi che venuto qua, Ma non sapete, Don Felice, è strano. Preoccupato. Strano, io strano? Mi sentite bene? Io non mi sento più, ma quando mai? Io non mi sento più. Ma come ci faccio a dire che chi le può pensare, papà? Vabbè, le vostre camere sono pronte, a voi non sapete, vi ho fatto mettere un lettino nel salotto, vi dovete scusare un pochino piccolino. Non vedo proprio qua, io dormo ovunque. Ma c'è una bella veduta però, non mi preoccupare. Va bene, allora voi che volete fare? Andiamo, No, però io vengo dopo perché voglio andare un attimo alla stazione a comprare qualche ricotta e qualche galletta. Ah, bravo, dopo. Allora voi volete andare in camera vostra? Un attimo solo, Cicillo, una cosa veloce. Cici, accompagna le signore in camera. Di qua. Permetti, Felice? Sì, prego. Papà, venite presto. Sì, che ci metto, non dico qua, andate. Sì, prego. Oh, vedi? Ma quelle camere devono nuovo che avete preso. Sì, è già una settimana, sì. Come si vede che un signore ha servito tutte le case nobili. Sì, quello sì. Avete proprio fatto bene a mandar via quel mascalzone. Sì. Ci avete guadagnato nel cambio. Sta in È guaio. tutto bello impettito. No, si vede che è proprio un signore. Ma vedete, quello là, quello. No, ma piacere non mi parlate di lui, che mi fate venire i nervi, Ma voi, andiate. Quello era un mascalzone, Sì. non me ne parlate proprio. Sì, era proprio un mascalzone. Io vi vorrei parlare. Voglio parlare io. Pure voi mi dovete parlare. Vi vorrei raccontare un'avventura che mi è cambiata in treno, perché stavo venendo qua. Ma voi giustificate dei signori? No, ma quello è successo nello scompartimento. Nello scompartimento, dite. Ho incontrato una pumatella, ma una ragazza così graziosa, che profumo, che grazia, e che gioventù, mamma mia, e che momento. Non sapete, e qui ve ne state dicendo solo voi, caro. Sto raccontando, Vabbè, non l'età che tenete, vi andate a farsi l'avventura, spero che non hanno incontrati più a questo. Ma io? No, quello era giusto per parlare. Era giusto per parlare, vabbè, cosa mi dovete dire voi? Dite. Sì, Dite, mi dovete dire una cosa. Pure io vi devo parlare. Se mi avete detto che stava dire una cosa. Cioè, questa era l'unica cosa che mi dovevate dire. Era giusto per parlare. Giusto per parlare, Mo già parlare Io ho parlato dell'avventura vuoi, di questi incontri. Vado a capire. E dunque, accomodiamoci, non sapete, accomodiamoci. No, posto centrale, ospite d'onore, venite, Grazie. Votatevi, posto, grazie. Come state? State bene? Lo metto pure io qua, ecco qua, questo lo mettiamo di qua. Come volete. Dunque, Dite. ma voi non dovete dire proprio niente più. No, ma tocca a me, tocca proprio a me, tocca. Dite. Avete detto qualche cosa? Ah no, io no. No, io ancora Dite. Un finale, aspetta, allora a commento, lo sai, io non tengo colpa. Partiamola qua, io non tengo nessuna colpa, ma del resto anche lui. Perché la nascita è il destino, come si dice? È cazzo! Non ho capito. È caso! Il caso. Sì, volendo perché chi lo può incasato, non so perché, il caso c'entra, che è in casa mo, in casa che e quindi se uno fa il caso, no? Caso, dopo 9 mesi uno arrivando e dice ci dai quasi per stimare non capito e quindi la nascita è un caso è un caso e quindi cioè quello è nato, io sono nato no? Uno nasce quello è scusate, vado a vedere se viene un amico mio dalla finestra. Quando torna la guardia.
rivedevo con la pupatella, quella mi sta aspettando. Devo mandare una bella lettera per prendere pure l'indirizzo e prendere l'appuntamento, non la rivedevo. Poi subito me ne vado e vado a vedere se la posso incontrare per sorte. Ma la forza Basciacassi e la che non ci sta. Poi tu stai ancora qua, e che ci fai in questa casa? A me? Sì, non me ancora non ti ha cacciato a te. Buzzì ce l'hai con me? Con te. Caro Buzzillo, ti stai sbagliando. Perché Felice a me non me ne può cacciare. Ma non può cacciare, se ti caccio ti caccio io perché sei lo zonico. Buzzì a 7, non ti piglia roba. Ma non ti permettere. Appena vieni. Basta, Non venire, cacciare subito quest'uomo, perché questo sta ancora qua. Non rimettere un poco a posto Buzzillo là. Ma come, pure la puoi parlare con tu? Oh, non sapevi, chissà che non lo posso cacciare, prima Non capito voi a quello, non lo potete dire. non lo posso cacciare, non sapevi. Ah, non sapevi, sappiatelo una buona volta. Questo, questo è mio padre. Buzzì, questo è mio figlio. Come siete? Suo figlio? Tu sei umano? Sì, suo figlio sono uguale. Suo figlio a Roma conquista. Un monnozzaro! Un servitore, che vergogna! Non ho sentito munnozzare, no. Si è fatto servitore, munnozzaro, caporale dello spazzamento, commercista dell'amore paterno, Amore paterno? La settimana scorsa perché non l'avevi detto? E la settimana scorsa non si era fatto ancora conoscere. Perché era venuto a noi il momento. Perché lo parlaste così male non felice che io stavo addirittura mandando a monte in matrimonio? Perché? A proposito, ma come poveretta brava, Perché? Perché a me questo matrimonio non mi andava a cielo, va bene? Ma poveretti che i bambini piangevano la sera, piangevano la mattina, piangevano la notte. C'è troppo, stavo sposato, ma che me ne fotta a me? Scusa, Ti ringrazio, però immagino che prima del matrimonio sicuramente non verrai bene al tuo sacrosanto dovere, Lo fa, Come che mi fa? Devi legittimare Felice sposando sua mamma, no? Subito! Che sta? Ma che succede? Che succede? Ma che parlate? Non so. Ma che state dicendo? Ma che dici così, caro? mia mamma è morta! Ma che state dicendo? Ma quando mai? Ah, ho capito, forse non vedendola da un sacco di tempo voi avete pensato che fosse morta! Ma non è morta, non è morta! Come non è morta? Papà, e voi avete detto che come non fu sparato dal marito, sente sempre sparato! Ma non si è sposato, quale marito? Ma sei che dice? Ma sì, devi stare la cosa, ma chi mi ha detto queste cose? E siete proprio sicuri che non è stata mai Ma incagliata? quando mai? Ah no, che mi avete detto allora? Aveva che diceva figlio mio, che stanno cose in modo che non si può dire mancano figli. Altri capito? Vuol dire che la mamma è un disgraziato, che avanti con un figlio se ne può parlare. Ma che state pensando? Ma che state dicendo? Ma che buono, Domenico, vi prego, lasciatemi 5 minuti solo con questo signore, il tempo che chiarisco una cosa. Non felice, ve ne prego, 5 minuti, il tempo di chiarire una cosa, Sì, Non pensate, ci trovate a mamma, ci trovate a papà. felice. E tu ti sei permesso di dire che di mia sorella non si può parlare neanche di fronte al figlio, perché? Certo, fossi tu l'unico porco che, approfittando della convulsione, le facesti quel per qua. Tu sei stato e tu devi sposare mia sorella, capito? Sei casato per Dove c'è la mia sorella? E la mamma è non felice. Aspetta, guarda che tu chiamasti quello prima la casa. Ma non l'hai riconosciuto? No, Hai ragione. Su questo non ti posso dare torto. Tu dici, sono passati 25 anni. sono passati 25 anni. Hai ragione, poi dici stavamo all'oscuro, stavamo fuori corpo. Sei un po' oscuro, figurati. Tu però approfittando della paura che ebbe quella poveretta. Questa bella cosa.
Non sai. Riesci a bella moto? Non lo so. No. Hai ragione. Se quella non fosse andata nella stanza mia. Che la stanza mia? Che c'è? Si sa, no? In un albergo, in un corridoio, tutte le porte sono uguali, no? Nei corridoi dell'albergo tutti sono uguali. Tutto uguale. Uno si può sbagliare. Quella si è sbagliata, la porta si è sbagliata. E tu approfittando del fatto che lei sveglia, ci facesti quel poco, le facesti. Perché lo scusa? L'attimo dopo, perché non ti facesti trovare? Perché te ne andasti? Perché non ti facesti trovare? Ti devo l'appuntamento. Perché ti trovavi in 50? Parlava assai, parlava assai. Con tutti i temporali che c'era stato il giorno prima. Con il temporale, almeno il temporale, lo ricordi il temporale? Sai quella Ti ricordi che il tuo di nel culo? Ti tuoi che facevo trovare i vetri, i pavimenti. Tu ne marzo. Vabbè, non ti facessi trovare, ma almeno potevi lasciare detto chi eri, ti potevi rivelare, no? Non lo potevo fare! E perché non lo potevi fare? Perché non era venuto ancora il momento? Ah sì? Però quel momento poi è arrivato. Sì. Ho disposto a mia sorella, a tua moglie, poi la mia sorella devi dire a tua moglie, però la Eccomi qua, finalmente mi sono rinfrescata, pettinata, adesso mi sento proprio bene. Guarda che ci sta, guarda che ci sta. Oh cameriere non me ne che ci fa qua? Non ti puoi mai immaginare perché sta accadista. Questo è quel disgraziato della notte fatale. È quel disgraziato lo 2 marzo. Ma tu che stai dicendo? Sì. Ma non può proprio essere. A te. Oh mamma mia. Io mi lascio solo. Parlale. Ma ci hanno parlato. No, parlale, falle ricordare. L'ho fatta. Se quando torni non mi domandi la mano sua, 25 anni Io mi dava peggio. Se quando torno non mi domandi la mano sua, mi piglia la cavatoia. Sulla mano? La cavatoia mi piglia, la mano sua, la cavatoia. Ma c'è la mano buia. Parla. Ho capito. Venite qua. Accostatevi. Considerando che questo non è uno scherzo, ma voi vi ricordate bene? Cazzo! Vi stavo pigliato uno sbaglio. No. E quale sbaglio può essere mai? Sofia! Oh mamma mia! Sofia mia! Sto suando freddo. E io a chi mi metto vicino al munnuzzare? Mamma mia bella. Ti ricordi come tu, Sofia? Cioè, pure sono passate 25 anni, sono passate da 25 anni. Dentro all'alberga, ti ricordi? Vi ricordate pure il nome, vi ricordate? Anzi, come, l'alberga, cavolo. Cavour. Piazza Pistacchio, Poi c'è il buio, il temporale, i duni là, tutti tremavano i pavimenti, tutte sudate, oscure, ti ricordi Sofia? Come all'oscuro stavano, come no? Il temporale, tutto il buio, io servito appaurito, tutto così, sotto il cubetto mi metteva paura perché io 2 marzo. E pure io mi metteva paura. Che paura! Terribile, così quando all'ingrasatta sarà per la bocca. Senti, mamma mia, quando mette quest'ombra che tra senti c'è tra collo. Questo è seduta sopra letto. È un ladro, questo è un ladro. Poi, da acchiappare, certo no, questo non è un ladro, è una ladrina. No, è una femmina, ti acchiappari, dici questa è una femmina, tu ti buttassi sopra al letto. Ti abbracciaste a me forte perché per la paura non dicevo non mi lasciare dicevo io mi devo muovere non mi lasciare mi mette paura la paura certo perché se mi deccingava poi finalmente la mattina quando mi svegliai e vorrei quello che era successo quello che te vita aveva combinato la mappina proprio allora dice Madonna che ci fatto e me ne scappò perché me l'aveva scappato. La Sofia, se avesse saputo dire tu, non me ne scappò più. Rimanevo e facevo quello che dovevo fare. Però poi è passato tanto tempo, sono venuto qua a chiedere perdono perché l'avevamo fatto, che l'avevamo combinato e scusami se non ne parlavamo più.
così facciamo pure contento al tuo fratello che si fa anche. E tu queste intenzioni hai? Ma tuo fratello aveva fatto proprio la vita di questa Non ho capito, uno poi si sposa per far piacere al fratello. Allora, cominciamo con Franco, lei una sola, sì, Se tu non mi piacessi. se tu mi sa genia, Se io non mi volessi maritare. e si volesse che la vezzitella. Poi dico, ci sta il fatto dell'albergo a Roma. Niente, la becca dopo, camera cava. No, poi pensateci bene. Ma io non ho capito, ho dato troppa importanza a questa cosa. Tutto sommato poi che cosa è successo? Cazzo ci da lontano 5 mesi prendi. Un semplice errore giovanile. Non è che giovanile, non è che uno sbaglio, un piccolo Io sbaglio. non ho capito, uno in una notte con un temporale sbaglia a porta, entra nella stanza di un uomo che non mi piace Ma nemmeno, non era nemmeno come io me l'ero immaginato. 7 mattine, che sono la notte. Uno deve sacrificare tutta la vita davanti a un uomo e non mi piace nemmeno. Perché non era come io me l'ero immaginato. Che non te ne manda la linea, niente male. Figurati, con quello che mi è rimasto non basterebbe nemmeno per tutti e due. Perché ti è rimasto una cosa? Una miseria. Quanto ti è Una rimasto? decina di milioni. Faccio. Quando è hit? Una decina di milioni. Non Che facciamo? cazzo non aperto, che tu ma che sta da roba, poverina, che sta a fare qua? No, sul figlio, ma pensi proprio, non pensa a te, non pensa a me, pensa al nostro figlio. Iam, che finalmente purissimo come tutti i creatori, a sera potessi chiamare la mamma, sai, tutte le notti mamma si chiama le figlie a casa, dice che non abbiamo nessuno, se sempre pensare. Invece così, finalmente pure tu vuoi vicino e dici, vieni qua, core mamma. Forse se ci sposiamo io potrei finalmente dirti che Core sono mamma. mamma sono, Mamma sono. a mammarella sono. Sono un po' pappaghino sono, Gli potrei dire che sono stata io che l'ho curato, che l'ho fatto crescere. mi fa crescere poco meglio un pariente. Che mi fa Sofia? Che dobbiamo fare? Che mi fa Sofia? 10 milioni. Sposiamoci, per forza ci dobbiamo sposare. Sofia, finalmente hai detto la parola giusta. Sì, Sofia, sposammici, sì, e non ne parliamo più. Vieni fra le mie braccia, Sofia mia, di caffare che già fatta. Permettete? Posso venire? Vieni, felice, vieni. Finalmente sei felice di nome e di fatto. Guarda qua, finalmente puoi conoscere chi è tua madre. Tua madre è qui! Vieni, figlio mio, vieni, finalmente ti posso abbracciare, ti posso baciare tutte le volte che voglio, figlio mio. Mamma! E perché non mi avete detto mai niente? E perché non è venuto ancora il momento? Ma non vuoi dire mamma mia? Insomma, Bello figlio mio, senti, mo però io lo chiamo a dire a Marietta, quello mo sai com'è contento, perché voi mo siete parenti. sì, ma Marietta. Certo, tu sei figlio a me, lei è figlio mio fratello, voi siete due cugini. Ah, siamo parenti, allora ce l'abbiamo a dire a Marietta. Mamma lo guarda, mamma mia, se vuoi che non sta a fare qua. Mamma mia, buongiorno, e che lei ti dà mano pronta? figlia mi fa male la capa, ma che si deve fare? Ma come? Potevate venire a casa mia, è una settimana che vi sto aspettando per metterci d'accordo e non siete venuti. Però io sono venuta, facci cazzella a fare, poi non ci Ma io ho cacciato 100 lire e non ne voglio perdere. ma che significa? Io devo dire, almeno e poi quando perché andavo e poi Ma che state dicendo? Voi ve ne dovete venire con voi a Gitta mica a Gitta e papà e te stava a Castellammare. e poi chi è Sumini? Domenico Cardillo, un napoletano, il quale proprio fai venuto all'albergo e ci siamo appiccicati. E perché? Poi ci siamo appiccicati proprio Perché? Perché mi ha combinato servizio. Gli sono andati a dire che io facevo la canzonettista, che ho fatto l'amore con un sacco di gente. Ma chiamate civetta, faccia tosta, fatta proprio all'albergo. Allora già fatto. Io capite, io ho negato tutto, ma ci ho messo pure a chiacchiera. Quindi mo ad venire qua, ad venire qui mica all'albergo, dovete dire che siete mio padre, c'è da fare una bella partaccia e a già fa pace, avete capito? Io perdo una fortuna. Oh, non lo
ti stai Io ho scegliendo? pagato 100 lire, vado a poco. Vabbè, poi anche venire a Napoli, dove ho Io ho cacciato 100 lire. Sì, state zitto. Vengo qua, vengo. Ah, Buongiorno, Don Felice, come state? Così. E voi che siete venuti a fare qua? Vi faccio riflettere che qui c'è la mia famiglia, tutte persone per bene, tutte persone onestissime. E la vostra presenza certo non potrà far piacere. Ah, ho già capito. Forse siete venuti a parlare con me per far pace con me, ma vi siete sbagliati. Ah, niente affatto, io non sono venuta né per voi né per lui. Io sono venuta qui a prendere mio padre. Chi? Vostro padre? E chi è vostro padre? Eccolo là. E mi faccio meraviglia che sentendo insultare in questa maniera sua figlia. Io sono stata in meno come gli Ma voi che state dicendo, signorina? Ma comunque, quello è vostro padre! Sì, ma perché tutta questa meraviglia? Gesù, è mio padre. E voi siete figli a lui? Sì, mio padre sono sua figlia, Gesù. Mamma! Ma vuoi carità a cucciolo? Ma come mia sorella poi l'ha svergognata? Sì. Ma perché non mi avete detto che teniva una figlia? Perché non era venuto il momento? Mamma mia, un momento! Ma dico io, potevate pensare a lei che era femmina e avevate il dovere, noi non sa me! E prima per leggere a ballore, va di giovane, capito? L'ho cacciata? La posso mai cacciata? Sì. No! Ma quanto è bellino, quanto è bellino! Ma dopo tutto il sangue non può diventare acqua, papà! Vieni qua, abbracciami, sorella mia! Ah, con tutto il cuore, fratello mio! Mamma mia! Adesso abbiamo di lascio chiamatissimo pure a mamma! Ah, hai chiamato mamma! Mamma, sì, c'è pure a mamma! Aspetta! Che se piglia la nipote. Allora, è pigliata. È figliarata! È pigliata, Papà, ma capito un po'? Aspetta, ma la settimana scorsa, Mimì, mi ha detto che tuo padre era marchese. Ah, sì, era marchese, come? Quello lo sanno tutti quanti che è marchese. Che siete marchese, tu? È perché io mi aggabbavo a mamma che queste ricette che erano nobili, capito? Un po' movimento. C'è capito? Quando l'avete fatto, mamma, ma siete proprio arrabbiati. Basta mo', basta mo'. Questa da qua non se ne deve andare a più. No, non se la dai tu, che è stata sta con me, adesso la guardo io. Ora fate le carichetta, poi non te ne vai più da qua. Ma facci mettere pure un lietto, tu dormi in camera mia e io ma ci può sapere, là che riesce fuori, non lo faccio, ma e poi ci vado a dire l'amore e ti vado a presentare. Questa da qua non si muove più, avete capito mamma? Non si muove più! Ma scusate, ma questo veramente è figlia pura? Sì. Ah, buono, le cose non si potevano mettere meglio di così. Perché? Perché qui siete le che sono sola. E lui, essendo amico di Mimì, troverà lui il mezzo di farmi riappacificare. Che sta da sparire! Troppo bello! Aspetta, non devo fare. Ma vai per un momento, ma cambiare la pinna perché mi fate venire manica e la pressione a 500. Le cose non si potevano mettere meglio di così. Mimì se l'ha da vedere con mio fratello. Grazie. Ah, tu sei qua, È brava. Ma forse sei venuta qua da Felice per cercarlo di convincere a farti far pace con me. Ma ti stai sbagliando. E me, te lo puoi scordare, cara signorina Cricri. Io non sono venuta a pregare proprio nessuno. Io sto qui per papà. Ci ha già portato tutte cose, il motavino quiz. E poi tu non hai il diritto di insultarmi quando non tieni prova. Non tengo prove. Chissà proprio che io mi sono venuto a pigliare. Cara Giulietta, in questa busta che ho lasciato qui stamattina ci sono cose da far rabbrividire e che mostrano chiaramente quanto tu sei stata civetta. Sta bene. E allora te la vedrai con mio padre e con mio fratello. Oh, ma dopo il padre c'è anche il fratello. Ecco qua, il grande ecco qua. fratello. Tutto fatto, da stasera cominci a dormire in questa casa. Perfetto, è felice. Tu devi
educazione a questo scostumato. Si è permesso di insultare tua sorella. Che? Felice? Felice è mio fratello. Ma che se la sta dicendo? Sì, ora mi sono 10 minuti che siamo frate e sorelle. Quello mi ha chiamato Civetta, tu capisci? Dai, guarda. Che l'ha visto, ma la notizie un po' a te? Ma come ce l'hai detto tu? Ma io non sapevo ancora che tu eri mia sorella. Del resto poi Mimì è tanto buono, è tanto amico mio che mo sai che fa Mimì? Ti perdono, ma te vai, se mi sposate! Ma chi Feli? Ma di una della per te a su bello mobile, è che sono scemi. Se proprio vuoi fare l'amore con me, con tanto piacere. Io accetto, però mi devi mettere una casetta come dico io. E qual è il problema? Vieni all'albergo Italia, io sto là fino a domani che poi parto e ci mettiamo d'accordo. Signorina Cricri? Felice? E Ipo mi sposava a te. Già, bene. Ma sono scemi sulla malata a parte! E io ti ringrazio assai. Mi hai scombinato il matrimonio e mi hai fatto perdere la fortuna. Ma come ti è venuto in capo? Dice Racchino tutti i fatti miei. Ma i tempi rendi di spaso solo. Motivo da mangiare, mangia tu. Te lo da mangiare io! Ti do a mangiare io! Al momento che è necessario farlo, non la faccio a mazzaccaia là, sono disposto a darti anche la metà del mio patrimonio! E me lo potevi dire prima. Io così mi prendevo una bella soddisfazione con Mimì. Io davanti a te l'avrei cacciata. Ma non fa niente, ma se ne è la stessa cosa. Però tu da oggi in poi devi cambiare, deve essere un'altra. Hai capito? Ti devi ricordare. Ti devi ricordare che sei sorella dunque la tua e pazzia non ne devi fare più. Ma come? Aspetta, quanto è il suo patrimonio? Non so cosa che ha arrivato. È assai, ti aspetto, non ti preoccupare, è assai. La signorina Lorena, ma che ci fate qua? Ma siete venuti al mezzo? Ma che bontà! Ma come avete saputo che stavo qua? Vedete qua, abbiamo un bacetto, abbiamo un bacetto! Ma siete piccoli come il treno, come il Ma poi ci sta mio fratello! Vuoi vedere il fratello che sta qua? Ma noi subito facciamo, vedete qua, date un bacetto, date un bacetto! Ma che sta Mi prego, andate a vedere se vengono mia sorella e mia figlia, mettete un bacio a questa ciaciuca! Ma la ciaciuca, faccia andare! Andate a raccontare, Gonzale, scusatemi! Gonzale! Ma cacciato il tuo la giacata la so! E che è la mia sorella! E me lo sento che avevo un fratello! Vostra sorella? Ma che è sta cosa qua? Ma non conosci mio suocero? No, ci siamo conosciuti poco fa! Sì, poco fa! 5 minuti, già stiamo parlando! No, è che io mi sono presentata e come tua sorella ci siamo abbracciati! Sì. Ma perché non mi avete detto che avevate una sorella? Gonzale, lascia sti fatti, sono 5 minuti che presto! Dove sta la signorina? Sofia, ma tu sapevi che non ti avevo una sorella? Sì, scommetto che è proprio lei! Simpatica! Peccato, ma a me pare che questa signora l'abbiamo vista in treno. No, ma quando mai? Ti stai sbagliando? Quando mai? Quando vai? Vai dal tuo fidanzato! Vai dal tuo fidanzato! No, ti stai... Marietta! Non vedo voi, ma che è la perché per solo? Non sapeva che comunità io oggi, non sapeva, ma che ne sa, ma mi chiama nel tuo panza. Questo padre mi sta stancando abbastantemente, perché fin quando era padre a voi, non portavo proprio. Ma poi che padre pure a lei è vostra sorella, voi siete mio genero, non posso fare niente più. Non sapeva, ma che sta da cucciando? Niente, l'ho fatto io, sono fatto io. È permesso? Posso? Scusate il fastidio. Signora, chi è il giovanotto? Chi è felice? Sono io. Vieni giovanotto, vieni. Tu adesso sarai uguale a tutti i figli. E voi, signora, potete alzare la testa. Perché? Ma come? Non leggete sul mio volto la bella notizia che vi porto? Non leggete la gioia? Un attimo, non spetta a me dirlo. Non spetta a me dirlo. Non sapevo. Ando sta, Felice? Figlio! Figlio! Vieni qua, abbracciami. Ma scusate, ma Don Alfonso? Ma qua Don Alfonso è Don Alfonso! Ma chiamami pure papà, mi prego, figlio! Ma va bene. Non piace
quando sono felice, guarda, Papà, quando sono felice, papà. Sì, Papà, sì, sì. papà, Che? ha trovato a papà. Papà, Ci sta papà. mi stai pigliando Pensandoci bene, che Don Felice abbia due padri, non è possibile, non è possibile. Non è proprio possibile. Tu mi hai detto, no, che il seduttore di quella sera fu Torino, tu l'hai riconosciuto, è vero? L'ho riconosciuto. Noi stavamo all'oscuro, come facevo a riconoscerlo? L'ho riconosciuto per quello che lui mi ha raccontato. E sono a fondo, aresciuto. E io che ne so, però probabilmente loro Mozzetta lì, quello dell'agenzia. E forse questo per capirmi del piano mi abbia portato tutto. Io che ne so. Così deve essere, così deve essere. Ma ti facciamo andare a chiamare così, io parlo col cavaliere, tu parli con Don Alfonso e ti fai spiegare un po' la situazione di quella sera, vedi se effettivamente era lui. Ci devo parlare io. E già parla io, Sofì, ti stai mica la sera. Ma io mica gli posso dire, voi vi ricordate di quella sera perché abbiamo fatto io e voi. Lo devi No, fare, si tratta di un onore, tu sta si tratta di un onore, bene. la questione di onore, con l'onore non c'è regola che tiene, gli devi parlare. Io mo me ne vado, tu appena donna gli parli. Ma io non mi Gli devi scuoto. parlare, Sofì, è questione di onore, ne vai Ma io non mi scuoto però. Sofì, mi raccomando. Oh, Sofia. Buonasera. Non sapere, non c'è sta, dice che mi doveva parlare. Sì, è uscito un momento, potete parlare con me, fa lo stesso. Volete così? Prego, accomodatevi. Ah, verità. A me non piacesse che stai questo qua. E c'è un bel aspetto, un bello signore. Ma ditemi una cosa, voi poco fa avete detto che siete il padre di Felice, beh? Certamente, è proprio così. E come avete fatto ad immaginarlo? Non immaginare proprio niente. Questa è la sacrosanta e pura verità. Un certo Teodoro Mozzetta, che aveva avuto l'incarico di fare delle indagini, dopo mille difficoltà è riuscito a risalire al mio nome. Mi ha fatto un sacco di domande, io gli ho risposto e quindi alla fine si è stato stabilito che la persona che lui cercava era proprio io. Ne siete proprio sicuri? Certamente, mica ci potevo dare le prove. E già ci ho raccontato un fatto, così come l'ho raccontato poco prima a te. Che è successo, Sophie? Sapete che cos'è? È da mezz'ora che mi stanno torturando sti tron. E io quando le sento? Tremo tutta quanta. Gesù, anche se vuole avere una cosa. Mamma mia. E sentite, ma voi, come mi avete raccontato voi il fatto? Me l'ha raccontato tale e quale Turillo, ma come può essere? Chi? Turillo? Quell'imbroglione che poco prima ha detto che disse Roma. Sì. E ti ha raccontato tutto quello che è successo la sera del 17 marzo del 1895. Esattamente. Possibile! Possibile? Oh Gesù! Ma ti ha raccontato tutti i dettagli con precisione pulissima. Sì. Ma questa è bella moa! Oh, questo è bello veramente. No, per piacere, questa cosa è orribile e io non la voglio sentire più. Non la sentiamo più, ormai è chiuso sta storia, l'abbiamo chiarito, no? 25 anni fa, l'albergo, capra, come, niente ha toccato. Fatemi sentire una cosa. Ma voi vi ricordate bene? Non è che nella vostra stanza ci stava, avevate invitato qualcun altro, ci stava qualcuno. Ma quando mai? Eravamo solissimi io e te. Ma io qui siamo cuscione da noi. No, mi permetto di supporre, sai? Ma io non supporto niente, sei tu che fai il supporto. No, che siamo con me. non Siamo un mese. Per piacere, la dovete smettere. Ma che sei? Che sta?
O tu? Guarda, una impressione. Sapete com'è? Quando io sento queste mi viene una stanza, l'agitazione, mi sento una cosa da vedere, non so perché, non so perché, tremo tutta qua, quando di che non mi sono cenata la bene! Ma sei scemo? Sì, mi sono picciato sotto! Ma che sei scemo? Ma che sei scemo? Ha visto fatto vero e curioso? Siamo cosa curiosa adesso. Noi dobbiamo trovare una soluzione a questa cosa. Perché le cose deve finire. Ma che stiamo scherzando? Ma io ci capito Fabio, come fa pensa a me, Tu ci state mandando da qualcuno, Ma verità, quando hai pagato per fare questa cosa? Caricato da un Teodoro, Mozzetta e ci ha girato 1.000 lire. 1.000 lire, 1.000 lire, niente meno, 1.000 lire, buona, sapete che ci fatto i giri. E che ti ha fatto fare principe? Che sia andato principe? Ma che stai dicendo? Che sia andato, scusa, 1.000 lire, che ti fa fare? Ma io non sono mica un nobile, io sono solo il più ricco commerciante di Frattamaggiore. Guarda, 1.000 lire ha fatto fuoco commerciante, niente meno. Lo so, e quindi si è venuto il capo fa festa a me, tu, per fare questo, ci vogliamo avanzare. È poverino, Vogliamo regolare quella affare. Però, se da proposito, una buona affare, noi dobbiamo regolare un altro affare. Ma è vero o non è vero? Che policia le piglia me? Certamente. Io sono un zio, io sono padre. E tu che ci mi stavi da Giulia? Sì, che l'hanno fatto, poi troppo l'hanno fatto. Come non stai zitto? Che non mi dice il figlio della Ma porta? quando mai? Come quando Io va? l'ho pure illegittimato, no? Cosa hai fatto? L'ho illegittimato. E figlia a me, e tu dai legittimato. Ma che sono cose pazze? Allora, dunque, lo hai anche legittimato? Legittimato. E quando sarebbe successo? L'anno scorso. L'anno scorso? L'anno scorso, pensai, poi, la settimana fa, 3 giorni fa. E dove sei andato? Dove sei andato? Dove sono aiutato a Roma. Sono aiutato qua. Però a Torino l'avevo visitato a Torino, ho pure a Buca, non c'è sempre, sono qua, sono andato, ho visto, cosa che sta? Ma cazzo si va? Allora, E dunque, tu se le cose stanno così e se lui l'ha legittimato, vuol dire che... ma c'è la fretta che non c'è, vuol dire che uscirà lui. Va bene, vuol dire che figlio a te. E si capisce che sì, me ne vado perché ho un po' da fare. Sì, se saputo fare, sei figliato io. Non scegliamo un attimo, Don Alfonso viene con me, permettete? Ci vediamo, arrivederci, arrivederci. sono figliato. Felice, dove sta mio fratello? Ma se volete mangiare andate un attimo in camera, andate in camera, papà, andate. Fratello mio, ma io come devo fare con questo seminato? Io sono andata in albergo a preparare la valigia per stabilirmi qui da te, ma ho trovata essa a Bascio Palazza. Poi sono scesa, sei mesi a pensa e non mi lascia più. Ma io come devo fare con te per sapere? Ma io ho visto che stava piovendo e ti volevo accompagnare con me. E poi lo sai, io devo partire tra poco. E sto ancora aspettando la risposta alla proposta che ho fatto Farsi in santa pace e stamattina. partire. Io come devo fare? Io adesso dipendo da mio fratello. Io dipendo da lui, lo vedi? Se mi lo metto in una casetta come dico io non ci trovo nessuna difficoltà. Ma devi chiedere sempre il permesso a mio fratello. Io non ci metto più. No, aspettate, il permesso per mio fratello, scusate, andiamo piano piano.
dire che mi metto a casa qui con la tua servizia e mi dai del patrimonio così come mi hai detto, va bene? E non ho bisogno più di nessuno. Facciamo così. Nessuna vita del patrimonio, andiamo piano piano. Ma come tu me l'avevi promesso? Ma avresti lasciato. Se sei mia sorella veramente, quello che ho promesso mantengo. Ma se non sei mia sorella? Perché la cosa è certa. Certo che è certa. E perché vedi? No, perché vedi, io non sono ancora sicuro che papà mio è veramente papà mio e che papà tuo è veramente papà tuo e papà mio. Ma che cos'è su pasticcio? Ma quindi non è sicuro che hai a gestire nave? No, bella mia. Gli perdi ma presa a buio Non ce la allora. fare, ma aspetta un po'. Allora Mimì accetto la tua proposta, va bene? Con tutto il cuore. Giulietta, Ma con Giulietta mia! Chiamami Ninetta Grigri. Ma Ninetta Grigri, io te lo proibisco, Ma perché capito? da proibire? Non ti da proibire proprio niente. Fai per piacere, ma una volta che non è più solo a te! Si mezz'ora, Mimì, si mezz'ora, no? Andiamo a cena, non perdiamo più tempo, andiamo. No, tu a casa non te ne vai, hai capito? Mi hai fatto male. Mimì, mi ha fatto male. Non cautamente stomaco. Vada bene a come tratta Giulietta, perché altrimenti mi dimentico della nostra amicizia. E che fai, Mimì, che fai? Marito, mi dà bacca, Tu mi dai schiaffo a me? mi dà bacca. A me, a tuo cugino? Cugino? Sì, signore, cugino. Perché se il tuo zio Alfonso Drogoli è padre a me, io e te siamo cugini. Che cosa, zio Alfonso, è padre a te? Sì, poco fa è venuta la rittissa stessa, sei pure Giulietto, io quando la ritta. Perché te l'hai detto? Ma perché zio Alfonso è stato È qua? stato qua e hai la forza mi è fatta. Sì. Figlio, possibile? E chi se non è che ci passate? Perché se zio Alfonso te l'hanno figlio, a me non mi spetta più niente. Addio eredità, addio soldi. Quindi non hai più i soldi? No, aspetta tutto a me. Oh, vero? Senti, zio Alfonso è ricco e te ne solo un nipote, che sono io. Ma non lo può avere, io te lo puissi, scusa. Senti, ma poi zio Alfonso lo so. È asciutto, perché? È asciutto. Ma tu posso ammettere? Fermette che avevo trovato a tuo padre, ma gli padre si può parlare. Ah no, quello è un altro padre. Volevo dire due padri. Dentro i padri, anzi, non mi fanno bruciare presso a te. Ma mo sono tu, la scegliere fra una e un'altra e fare in pole position necessaria a Alfonso. Zio Alfonso, e chi se non vuoi che ci passate? Io sono rimasto senza un soldo. Senti, allora zio Alfonso, guarda, è chiuso. È uscito. È uscito? Vabbè, ma sai che faccio? Mo vado a cercare, perché Felice a me mi viene qualche sospetto. Io a tutta sta storia, io non ci credo. Secondo me tu devi mandare tutte cose. Sapendo che zio Alfonso è ricco e che non tiene nessuno sulla me, tu devi pigliare tutta l'eredità tua. Ma io non sono scemo, caro Felice. Ma sai che faccio? Io vado a cercare zio Alfonso, io lo porto a casa e canno innanzi a te, ma dai ricevuto tutte cose. Santo buon Felice! Ah, tu sei un guaglione imbecille, capiti? Ma ne frega altamente te, sì, da denaro da te, sti imbecille. Io sto proprio bella combinata. Don Felice non è sicuro per arenare, il mi visto che perde l'eredità. Io che guaio, che guaio. State qua. Ah sì, mo sono arrivata. Ma perché? Volevate qualche cosa? Non voglio niente, non vi preoccupate. Perché? Perché vi scostate? Vi mettete paura? No, ma quale paura? È che non voglio niente. Però nel treno non facevate così, vi ricordate? Mi avete dato quel bacio. Come non mi ricordo? E No. poi un altro bacio pure. Per te è una cosa diversa, ora non possiamo fare niente più. Perché voi siete la sorella di un Felice. Ah, ed è per questo che non vi piaccio. Non mi piacete. È che siete la sorella di mio genero, non sta bene, avete capito? Ah, e volete sapere la verità? Io non sono la sorella di Don Felice. Vabbè, perché dite che non siete figli della stessa mamma. Ma il papà è lo stesso, avete capito? Lo sangue è lo stesso, non sta bene. Sì, per Salvatore Scarola non è niente, non è vero che è mio padre. Ma che sei? È stata una finzione per farmi sposare un giovinotto. Poiché lo zio non acconsenteva perché non tenevo padre, ha ci fatto passare lui lo Scarola come papà mio. E gli davo 100 lire al mese, vinta l'orgio gratissimo. È tutto l'imbroglio. È tutto l'imbroglio. Mannaggia, guardate che frega. E volete vedere che non è neanche papà Don Felice, che pure è l'imbroglio. Io questo non lo so, però io poi vi ho detto tutto. Posso sperare? Ma come no? Sperate. Imbecille, te faccio resti, imbecille. Sali tu, il ehi! Ma va bene, però, sta abbastanza, che volete? No, sapete che volete? Fate, perché pare che sta bene, non è proprio niente. Ma non è che pare, non venite, questo non
sì, e ne sono talmente certo che l'abbracciamento a voi, vedete qua, vedete? Non sapere, sta totalmente sopra, facci da roba, guardate come fa. Andiamo di là, non vorrei che qualcuno sentisse. Geniale, ci l'ho già fatto. Mi avesse a ripetere tante avevo fatto che la notte 25 anni fa voi, approfittando che mi e la faccio mettere da uno. E a così faccio voi. Sofia! Sofia mia! Aiuto, Saverio! Aiuto! Sofia! Vieni qua, non è siendo tuo nevarzo! Siete sto tuo nevarzo! Voi siete pronti a dirglielo in faccia? Mettetevi via! Siete pronti a dirglielo in faccia che non mio padre e che è stata una finzione? Però vedete, quello non c'è colpa, è stato da donne. Posso da fare e lui ha accettato. Ah, come non posso? Beh, sembra un imbroglio a fare. E c'è tutta la probabilità che questo non mi fa davanti a me. È quello che dicevo pure io, ma ci vogliono le prove, avete capito? Dobbiamo indagare, ci vogliono le prove. La capigliassi in prova. Dobbiamo capire che succede. Mo quando viene mi devo capire qualcosa. Costumato, lazzarone, ineducato, Ma che dai! decide pure voi, che sciacco? Ah, no, là non è schiaffo. Ma che succede? Sofia, che è successo, Sofia? Dove stai? Qua, Sofia, che è successo? Sofia! Quando lo voglio non lo Sofia, trovo! che è successo? Quel mascalzone ha avuto l'ardire di... va bene, te lo dico dopo. Questo pezzo di imbroglione, dove sta? Adesso che è felicita da suo figlio e che se la vengo pure legittimata. E questo dalle gambe, di. Leggo io, tiro qua. Abbiamo telefonato al municipio a Napoli. Oh, e che dice? E questa è la risposta. Che dice? Non sapete che E non c'è stata nessuna legittimazione. Appunto. E mercoledì della settimana scorsa nessuno si è presentato per legittimare Felicità Sciamocca. È bene, sta scritto. È un imbroglio che voleva fare quel brigante. Allora, Sì, ha giocato il cuoio, sì, ha giocato pensa solo, che ho pagato la mia scansata che stiamo scapazzando sotto la maglia del tempo. Quella cacciata con un fodente che non l'ha fatto niente. quindi si chiede, però vado chi è? Sono io? Allora, e non lo posso! Ti fa piacere, moglie mia. Sì, è lui, me ne accorgo dall'abbraccio, dall'ardore. È lui. E tu, scostumato, imbroglione! Perché hai fatto tutto questo? Parla! Perdono, non ve li perdono, non faccio più. E sono perché non mi voleva lasciare solo. E come sapevo fare un brano, trippano maledizioni, sopporto, Su, lascia Vabbè, non me ne c'è tanto che mi perdoni, mi fa stare tu. Allora ci sposiamo. Certamente. Ehi, dove? Ma dov'è Marietta? Ah, Marietta, vieni, Finalmente chi è il vero padre? Eccolo qua, Don Alfonso! Ah, finalmente. Quando si calenda, mi viene il È finita questa commedia. Sì, cara Marietta, la commedia è finita. E siccome quasi tutte le commedie, mamma dice l'ultima battuta, non voglio proprio morto. Siccome tutte le commedie finiscono con la pace generale, con abbracci e baci, abbracciamoci e baciamoci pure noi. E non ne parliamo più.